Amici bellini, allora non voglio parlare più né di Gasperini né di Conte perché sono esaurito. Conte, però Gasperini. Il tema di questo video è occasione persa e occasione persa vi spiego il perché. Ci sono due cose, non so cosa metterò, cosa ho messo in copertina, quindi cominciamo. Voi vi dovete pure abituare che magari non c'è una notizia specifica, ma dovete, se siete iscritti come ha fatto Ciro Paolillo, voi quotidianamente in serata vi controllate, se non avete la campanella, se non siete iscritti al canale Telegram, controllate, perché può essere che vi devo parlare in generale. Non c'è una notizia che tu dici ho logo Gasperini manna e tu cerchi su YouTube ed esco io. Può essere che ci sono delle cose che mi vengono in mente e una cosa che mi viene in mente è l'occasione persa. Quindi una polemica che non interessa, questa proprio veramente non interessa a nessuno, questa è solamente per la community, i nuovi che verranno, ma di cosa che pensava, figurati se pensiamo a questa cosa qua, quindi vale solo per me, però ci tengo, magari la faccio anche short sugli altri social e vediamo. La prima però occasione persa l'ha persa Spalletti, perché devo commentarla questa cosa qua, si tifa per la Georgia, vi dovete iscrivere al canale Telegram, vedi? Nazionali. Allora, io voglio capire tutto, caro Luciano, e questi sono i 30 convocati per il raduno, poi devono scendere a 26, credo. Prima chiamata per Calafiori, giustissima. Seconda convocazione per Bellanova, ci sta. Fagiuoli e Folorunsh ci sta tutto. Tornano Ricci e Provedel e ci sta. Poi possiamo anche andare nello specifico. Meret se la merita questa convocazione, Donnarumma è inamovibile, Vicario è sicuramente il più talentuoso che teniamo, Carnesecchi ha fatto un'ottima stagione, Di Gregorio secondo me andava perlomeno considerato tra i 4, Provedel ci sta tutto, quindi non lo faccio dal punto di vista di un tifoso del Napoli che dice io Acerbi non lo voglio vedere, lo avevamo capito, ma convocare Fagioli, io capisco, Locatelli magari non ti convince, ma Fagioli non ha giocato neanche una partita, oltre al discorso che lo premiamo pure Fagioli, lo mandiamo a fare l'eroe nazionale, a parlare, allora si fa così, rendiamoci conto di cosa si diventa quando poi fai parte del sistema e capisci che le convocazioni non fanno, la logica delle convocazioni sono logiche politiche, di meritocrazia, di vero calcio c'è pochissimo, quindi mi interessa fino a un certo punto che non mi convochi Politano, che comunque aveva fatto una stagione nella mediocrità del Napoli decente, però Fagioli proprio non lo posso, quindi questa è un'occasione persa da parte di Spalletti di essere persona seria, perché si parla di codice etico, si parla che devi avere un comportamento. Convocare Fagioli è uno scandalo proprio vero e proprio. E quindi facendo un pochino di cronaca, Donnarumma, Meret, Provedel e Vicari, Acerbi, Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Di Marco, Mancini e Scalvini. Non ho molto da obiettare per quanto riguarda i difensori. Barella, Cristante, Fagiuoli, Folorunsh, Frattesi, Giorginio, Pellegrini e Ricci. In attacco Chiesa, El Shaarawy se l'è meritata, specialmente nell'ultimo periodo, Orsolini è anche meritatissima, Raspadori, Reteghi, Scamacca e Zaccagni. Ditemi voi nei commenti che cosa così. Dopodiché abbiamo il report dell'allenamento del Napoli, perché un'altra occasione che si può perdere è di non salutare Zielinski. Questo io vi dissi quando uscì l'infortunio per Zielinski, è capace che non lo salutiamo nemmeno. Andiamo a vedere che abbiamo una speranza, perché parliamo di Mario Rui Rachmani personalizzato in palestra, quindi credo proprio di no. Oggi è un martedì pazzesco, si gioca di martedì pazzesco, c'è un po' di tempo per recuperare, ma personalizzato in palestra non lo so, non sono terapie, ma è personalizzato in palestra. Per Osimhen e Zielinski personalizzato in campo mi fa ben sperare che almeno sono convocabili. Non dico che devono entrare dall'inizio così, anche se credo che Calzone lo vorrebbe per fare bella figura nell'ultima partita. Speriamo
speriamo, perlomeno te li devi portare, perlomeno proprio questi due che sappiamo quasi con certezza. Elischi lo sappiamo sicuramente, ma di Osimhen abbiamo quasi la certezza che ci deve salutare. Sarebbe il caso di salutare, sarebbe il caso di alzare il livello senza che traditore, cosa, no, si saluta, ci si divide con serenità e ci saluta e cominciamo a salutare. E l'idea del saluto mi viene anche dal fatto che Cristian Maggio è venuto è venuto a Castelvolturno a salutare, quindi un'occasione anche per salutare lui. Farei fare l'idea che la Gioia Napoli, farei fare il giro di campo anche a Maggio insieme a Zielinski, recuperiamo il tempo per... Dopodiché io volevo parlarvi di questa cosa qua ed è una cosa che non è difficile capire. Allora, prima di tutto, vedete New York City, però questa è la maglia di quest'anno. L'articolo è del 12 maggio del 2023, quindi il 12 maggio, cioè l'anno scorso meno altri 10 giorni, la maglia di quest'anno del Milan già era a New York City. Ma attenzione, mi sposto, perché non solo il Milan lo fa, lo fanno parecchie squadre. Però il Milan nello specifico è notizia di oggi che hanno presentato la nuova maglia, 125 anni, maglia celebrativa dei 125, quindi hanno presentato la maglia per l'anno prossimo. Cosa fa il Milan? Il Milan la indossa nell'ultima giornata, di conseguenza la vedi già, si crea l'hype, puoi prenotarla, puoi già entri già in quella passione per la prossima stagione. E ho pensato, ma l'ha fatto pure l'anno scorso il Milan questa cosa qua? Sì. E il Milan veniva da vittorioso, veniva da vincitore? Sì. E non aveva questa cosa qua? Sì. Di conseguenza, questa è la maglia dell'ultima giornata del Milan dell'anno scorso, vittoria contro il Verona, ed è la maglia nuova, cioè quella del 2023-2024 con lo scudetto sopra, perché tu da regolamento sei il vincitore uscente e quindi sulla tua maglia ci deve essere lo scudetto. E pensate che cosa si crea? Si creano maglie da collezione uniche e irripetibili, perché sulla maglia 23-24 tu c'hai anche lo scudetto, che è una cosa che poi non avviene più nella stagione 23-24. Quindi l'occasione persa, e purtroppo me ne sono reso conto troppo tardi, e Valentina ci aveva detto che le magliette si presentano a luglio e non c'è niente da fare, ma l'occasione persa è l'idea che io lancio per l'anno prossimo. Purtroppo è inutile adesso, vabbè, avevamo l'occasione di presentare la prossima maglia con lo scudetto, e chissà quante altre occasioni avremo di presentare maglie con lo scudetto, probabilmente pochissime. Tu potevi presentare la maglia così, compresa maglia dei portieri, quindi maglie di vari colori con lo scudetto per l'ultima volta, e creare delle maglie da collezione incredibili, perché poi lo scudetto chissà quando lo rivedi, già quest'anno, e creare l'hype. Quindi io non dico di averla già nei negozi, specialmente nei negozi all'estero, perché significa chiedere troppo, però questa è un'idea che purtroppo è un'occasione persa, perché oramai noi legheremo l'immagine della maglia con lo scudetto, che è bellissima, e sono quasi tutte, sono una più bella dell'altra, non c'è da dire, sono tutte piacevolissime all'occhio, la nera, la bianca, Vesuvio, senza Vesuvio, la rosa dei venti, tutte bellissime, però le legheremo come immagine a una stagione disastrosa. E si poteva fare questa cosa, questa votata di mettere lo scudetto sulla prossima maglia e creare un capo da collezione che è irripetibile probabilmente, oppure ci vorrà del tempo, perché parliamo di ricostruzione, la Landis ha parlato di ricostruzione, vincere non è il caso, è meglio così, non illudetevi che si può vincere sempre, eccetera eccetera. Quindi questa purtroppo è un'occasione persa, è una cosa che interessa solamente a me, solo a me, sono l'unico. Scrivetemi sotto nei commenti, come vi ho detto, non se ne frega nessuno, figuratevi al tifoso medio non gliene frega niente della Conference, non gliene frega niente dell'Europa League. Guardate che bello vincere l'Europa League, guardate che racconto, che storia che diventa Gasperini che vince l'Europa League in quel modo, con coraggio, contro una squadra degli imbattibili. Guardate che bellezza, non uscire dalle coppe per concentrarsi in campionato, guardate che significa andare avanti e utilizzare tutta la rosa, guardate che significa, hanno ancora energie, le hanno avute per andare fino alla fine e fare la partita della vita. Di conseguenza, se viene Gasperini, i racconti sono che Gasperini domani si incontra con Percassi e decide
Gasperini ha detto una cosa strana, onestamente, ha detto io come ho mia moglie coi figli e poi una bellissima donna che ti corteggia. Frase de laurentissiana, quindi se come ho sentito parlare il presidente, non era Gasperini, era proprio una frase alla De Laurentiis, anche di cattivo gusto, nei confronti di chi magari è monogamo, di cattivo gusto, lo dico opinione mia personale. E non si capisce che cosa significa questa frase, cioè chi è che ti sta corteggiando, se è il Napoli la bellissima donna, se... perché voglio proprio capire che cosa significa. E noi, secondo i racconti di oggi di Walter De Maggio, teniamo già il sì di Conte. Pensate adesso Conte che aspetta a noi perché dobbiamo sentire a Gasperini. Cioè la timeline è Gasperini si deve sentire con Percassi, deve dire di no all'offerta di aumento, perché quello ce l'ha fino al 2025, quindi potrebbe semplicemente continuare. Percassi gli vuole dare fino al 2026 per arrivare a 10 anni di contratto. Gasperini deve dire di no a Percassi, poi deve sentirsi con De Laurentiis. Già deciso De Maggio che a Gasperini piace moltissimo come sta lavorando Mann, un giorno è stato, come sta lavorando Mann, tutto quello che fa il Napoli, gli piace moltissimo la città, grandissima novità per quanto riguarda Gasperini uomo, e quindi Gasperini dice di no all'Atalanta, accetta il Napoli e si comincia la nuova avventura così. Oppure Gasperini dice di sì all'Atalanta, continua, di conseguenza dice scusami Aurelio ti devo dire di no, ma De Laurentiis sa già il sì di Conte, quindi Conte è il piano B. Pensate un po' che importanza che ha il Napoli, cioè si può permettere di avere Conte come piano B che aspetta noi però abbiamo deciso prima Gasperini. Rendetevi conto della narrazione, come unite i puntini, e così sta andando. A me fa molto ridere e mi fa molto anche paura, perché potresti poi avere due pali in faccia bruttissimi. Gasperini ti dice di no perché è possibilissimo che Gasperini voglia rimanere all'Atalanta o voglia fare altre cose o addirittura andarsi a riposare, è tranquillamente possibile, e ti dice di no a te, dopodiché vai da Conte e Conte ti può anche dire niente di meno, ancora no, dovevamo fare, io ero libero, che cosa stavi aspettando per accettare le mie condizioni e fare il mercato che ti dico io? Quindi assolutamente no, non sono la seconda di nessuno e quindi potremmo avere la situazione dove rimaniamo col cerino in mano e dobbiamo capire che fa Pioli, dobbiamo capire se Italiano nel frattempo se l'è preso il Bologna, perché si stanno muovendo tanto le panchine e probabilmente la sicurezza oltre all'Inter di Inzaghi è la Juventus con Motta, poi il resto e le romane con De Rossi e Tudor, ma dobbiamo fare un approfondimento sul Walter delle panchine perché bisogna capire il Milan che fine fa, il Bologna che fine fa, l'Atalanta, il Torino, il Monza, la Fiorentina, quindi ci sono parecchie panchine volanti e capire noi con quale cerino rimaniamo in mano. E poi dobbiamo convincere l'ambiente, conosce l'ambiente, io lo conosco l'ambiente, e dobbiamo capire come far digerire alla piazza una seconda, terza, quarta, quinta scelta che non è questi due che oramai sono sulla bocca di tutti. Lo stesso devo dire sta avvenendo in casa Milan, perché Lopetegui no, assolutamente, Lopetegui è stato presentato credo al West Ham oggi, ma adesso si parla insistentemente di Fonseca e nemmeno piace, pure vogliono fare delle petizioni contro Fonseca, stanno diventando sclerotici anche loro. Io lo capisco per storia che il tifoso del Milan non può accettare di galleggiare e quindi questi nomi per loro rappresentano il galleggiamento di un fondo, perché poi i fondi questo fanno. Quando io mi lamento di De Laurentiis, io mi lamento delle occasioni perse, ma non è che preferisco un fondo che poi ti prende, ci fa i soldi sopra e ti molla e ti vende subito. Io preferisco una gestione a lungo termine, o quella di Percassi. Cosa vogliono fare i fondi? I fondi devono capire come poi aumentare il fatturato per guadagnarci su e poi magari mollare. Nella situazione del Milan, dell'Inter, adesso con Octree, c'è la questione stadio che può aumentare tantissimo il fatturato se riescono a farlo, e poi quando rivendi con un asset pesante. È questo che non ha capito De Laurentiis, o che l'ha capito ma non lo vuole fare. Adesso sarà costretto probabilmente a farlo. Per aumentare il fatturato devi cominciare ad avere qualche struttura di proprietà, e tutta la favola Atalanta nella sua crescita costante che ha avuto anche il Napoli, perché non è che metto a paragone Atalanta ha vinto la Coppa e noi abbiamo vinto lo scudetto, quindi non è che mi posso lamentare su questo, però l'Atalanta nel frattempo lo stadio lo ha fatto, quindi lascia qualcosa
nella mentalità, nella crescita e anche nel futuro. In questo il Napoli è carente. Quindi noi ci pigliamo le cose buone fatte sul campo, e però dobbiamo guardare avanti in un calcio che sta diventando sempre più industriale e sempre più su basi economiche, e se rimani fuori dal giro diventa difficile. Ecco perché io, oltre a lamentarmi, e ti lamenti sempre, abbiamo capito, va benissimo, però io nel lamento che a qualcuno non piace, io ci metto anche qualche idea. E per esempio l'idea, in questo caso è arrivata troppo tardi, non si può fare in 2 giorni la presentazione della maglia dell'anno prossimo, però non vi preoccupate che se mi seguite qualche idea in più uscirà. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. Parleremo anche delle formazioni. Questa partita va fatta e va vinta, attenzione, ma non è facile, e quindi piano piano facciamo tutte le cose belline. I like finali, vi iscrivete al canale e cresciamo tutti quanti insieme, dai.